Sì. Ma io non vedo 600 euro della prima rata buttati nel cash. Invece con la cosa che l'hai congelato devi che prenditi quest'anno per scegliere e non doverti sentire un domani. Perché poi paghi le tasse poi per tutti gli anni, arretrati, Ma lei avendola congelata poi se lascia perdere, buon, se riprende e non viene considerata una fuoricorsa. Sì, però devi pagare tutti gli anni arretrati per poter riprendere. Molto scoraggiato, avevo qualche volta detto, cioè per 3 anni ho sottolingue, figurati, numeri enormi, però cioè anche un po', che erano tutti dall'ultimo anno, però spaesati, se non con le idee chiare di dire cioè io non dicevo di me stessa tutta questa roba. Tu sapessi quanti sono i ragazzi che escono dalle medie non prendono il superiore, quanti ragazzi, quanti in teoria di tassi laureati. Sei già lavorano tutti, qualche volta mi compagnevo anche un vicino di casa, non ci sia ancora così adesso, anche perché ne diplomano relativamente pochi, quest'anno ne hanno 8 al liceo. Sì, adesso c'è una controtendenza e dice che hanno forse fanno dei allora su, la prima è da 25, dopo ne arrivano 10. Quindi questi 10 se sei furbo, che fai anche bene di stare con la tua che ti fanno fare, che ti impegni per minimo quando esci ti chiamano. Poi magari ti fanno fare, chiaramente ne saranno indipendenti a tempo determinato, inizialmente avrai il contratto di 2 mesi, e poi però se sei bravo, vuole imparare qualcosa. Se lui ti continua a piacere abbastanza un po' meno, sicuramente il lavoro manuale in peso come fa, e se lui poi a 18 anni quando si da lì vuole andare a fare le il contrario del mio cuginetto che sto seguendo, un omico. Quanti anni ha? È entrato in prima media lì alla Vignola, anche lui, fatica. Mamma mia, ma proprio... A parte che ho avuto questo trauma dalla quinta elementare alla prima media che vado tutto non abbiamo tempo di finire i compiti, di spiegarglieli e di